Un delitto avvenuto poco distante alla Baita al Lago nella notte del 4 maggio scorso, una violenta rissa durante la quale Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe, fu raggiunto da 4 fendenti, uno letale alla aorta. Altri ragazzi rimasero feriti, 7 giovani finiranno ora a processo. Badr Rouaji, 19 anni, di origine marocchina, e il connazionale 22enne Taha Bennani sono accusati a vario titolo di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio, porto abusivo d'armi e lesioni aggravate dall'uso dell'arma. Mentre gli altri 5, amici della vittima, dovranno rispondere di rissa aggravata. Gli indagati avranno 20 giorni per farsi interrogare o depositare delle memorie difensive scritte, dopodiché la procura procederà con la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il pubblico ministero, le due fazioni che hanno scatenato la rissa avevano già iniziato il litigio all'interno della discoteca, tanto da far intervenire il personale per allontanarli dal locale. Una volta fuori, 2 giovani marocchini hanno chiamato un amico per farsi venire a prendere, ma pochi istanti dopo, uscito l'altro gruppo, si è scatenato il finimondo: calci, pugni, spintoni e poi il coltello che ha colpito la vittima. Rinvenute nell'arma tracce biologiche riconducibili a entrambi i principali indagati. Gli esperti del RIS hanno isolato sul manico del coltello il DNA riconducibile a Tabennani, 22 anni. Sulla lama invece è stato rilevato un profilo misto risultato compatibile sia con la vittima Lorenzo Cristea sia con l'altro indagato Badr Rouaji. Sotto la lente di ingrandimento anche i messaggi partiti dal telefonino di Rouaji verso altre persone. Prima le comunicazioni sono in arabo, poi i messaggi sono scritti in italiano. «Oh bro, fai presto, che qua dobbiamo fare un rissone. Porta il ferro o la lama». A quel messaggio ne seguiranno altri 2 a distanza di pochi minuti. «Bro, dove sei? Dobbiamo fare rissa, ho appena litigato». Una rissa finita nel sangue, con una vittima e diversi feriti.